Portogruaro, stamani i gruppi consigliari di maggioranza, con il sindaco Antonio Bertoncello ed altri colleghi sindaci, hanno organizzato davanti all'ospedale San Tommaso dei Battuti un presidio per testimoniare la volontà tesa a salvaguardare i servizi sociosanitari del portoguarese. Presenti all'iniziativa, oltre ad alcuni esponenti del Partito Democratico e di rappresentanti delle associazioni, anche un discreto numero di cittadini. Insomma, l'opposizione non può certo dire che non c'era un cane a questo presidio. Posso aggiungere, chiaramente sono d'accordo con quanto è stato detto finora, è che siamo stanchi e non me la prenderai tanto con la direzione dell'ASL, io dico con la Regione, perché c'è gente che fa il doppio gioco, c'è gente, cioè la razionalizzazione degli ospedali, 2 ospedali pubblici, uno a San Donano e uno a Portogruaro, sono almeno 15 anni che sta nelle schede, nei programmi e non è mai stata fatta, come la definizione dell'ospedale di Jesolo e la casa di cura Ristola di San Donato di Piave. Allora, noi siamo stanchi di subire, oltre al danno alla beffa, il danno è quello che giustamente i miei colleghi prima hanno esposto, vale a dire un presidio ospedaliero che un poco alla volta si sta svuotando. Abbiamo la beffa di chi, pur essendo al governo della Regione da molti anni, quindi me la prendo con la Regione, no? E avendo anche l'assessore alla sanità da molti anni, no? Sul territorio poi viene a fare l'opposizione. Allora qua è ora che la finiamo, è ora che tutti quanti insieme, come è stato detto, ci battiamo affinché questo territorio abbia una sanità che sia all'altezza di quelle che sono le nostre necessità, perché in questo momento noi abbiamo che l'ospedale più importante del Veneto orientale non è nel Veneto orientale, è fuori, è costituito dalla spesa, dalla fuga che noi abbiamo e spendiamo decine di milioni all'anno ogni anno e questo per ristorare e per pagare le prestazioni che vengono fatte fuori del nostro territorio di competenza. Quindi anche da un punto di vista economico o si fa un salto di qualità e si mette mano finalmente a quelli che sono i programmi, perché sostanzialmente i programmi ci sono, altrimenti qua è la solita cosa di chi quando è a Venezia agisce in un certo modo e sul territorio viene a raccontarci poi la storia dell'orso. E tanto per far nomi mi riferisco alla Lega, la quale, come dire, già come fa tra l'altro, come ha fatto il governo nazionale, adesso si è dimenticato di quanto ha fatto fino all'altro giorno, come dire, quando è a Venezia dice una cosa e quando sul territorio dice un'altra. È ora di finirla, di prendere in giro i cittadini, non gli amministratori. È ora di finirla di prendere in giro i cittadini di questo territorio. Noi pretendiamo, con i soldi che si spendono, pretendiamo che ci sia nel portoguarese una sanità adeguata a quelle che sono le nostre esigenze. Volevo fare una precisazione.